Benvenuti amici della Gazzetta Sarda. Oggi siamo qui ospiti a Palazzo Ducale del signor sindaco Giuseppe Mascia e parleremo delle linee programmatiche di mandato di questa città, per il governo di questa città, per il futuro di questa città, e andremo però a dare una specifica culturale, e quindi in ambito culturale, e sempre ovviamente dalla voce del nostro sindaco. Dico nostro perché anch'io, essendo cittadino sassarese, ho l'onore e il piacere di avere questa presenza oggi anche per la Gazzetta Sarda. Benvenuto signor sindaco, grazie di questa opportunità, di questa Grazie a voi, chiacchierata, grazie a voi. e iniziamo a parlare di queste linee programmatiche, un excursus diciamo così un po' in generale, se vogliamo, poi andremo a cadere sul tema cultura. Prego. Innanzitutto grazie dell'occasione, un saluto a chi ascolta, a chi ci può guardare. Le linee programmatiche sono uno strumento con cui la nuova giunta dà un quadro generale delle intenzioni con cui lavorerà nei prossimi anni, cioè un quadro delle cosiddette linee di azione politica che metterà in campo subito dopo il documento unico di programmazione, che è il documento dove poi dalle linee vengono individuate le missioni e le azioni più specifiche settore per settore. Nelle nostre linee programmatiche noi abbiamo voluto toccare alcuni temi di carattere più ampio rispetto alla singola città di Sassari, poiché da troppo tempo sentiamo dire Sassari deve riprendere il ruolo che le spetta nel territorio, Sassari centro dell'area vasta. Ora ne abbiamo l'opportunità con la legge che istituisce la città metropolitana, il percorso di commissariamento definitivo dell'istituto della provincia è iniziato. Sassari potrà divenire in poco tempo il luogo centrale di un'area molto vasta che comprenderà 66 comuni, e quindi è per noi obbligo occuparci di temi ampi. E quindi abbiamo toccato temi che riguardano la sanità e quindi la difesa dei presidi della sanità sassarese, che ha un carico enorme perché è il centro in cui convergono i bisogni e le prestazioni sanitarie per tutto il territorio, e in questi anni si è andato troppo a discapito della sanità territoriale, svuotando o dando significati e funzioni non realmente produttive, così come dovrebbe essere, in presidi come Alghero, Ozieri, Ittiri, perché la sanità è il primo tema che le nostre concittadine e i nostri concittadini sentono come cogente, come proprio, come importante. Il tema del lavoro, che è un tema che riguarda non tanto un settore particolare dell'amministrazione comunale, ma è un tema che con Regione Sardegna e con lo Stato deve avere rilievo nell'azione che l'amministrazione deve mettere in campo, con azioni che riguardano la facilitazione per le imprese, il supporto per la piccola e media impresa, tutto l'ambito dell'infrastrutturazione a favore dell'impresa, anche i temi che riguardano appalti e subappalti nel nostro ente locale, nel comune, per i lavori che il comune di Sassari inizierà, fino al tema dei trasporti, che è un tema di connessione della città con tutto il resto dell'area vasta, che nel corso di tanti anni hanno subito troppe varianti, troppe complicazioni. Ancora abbiamo un sistema dei trasporti che non ci consente di connetterci con fluidità, con agilità a luoghi centrali del nostro territorio. Mi riferisco ad Alghero, mi riferisco a Porto Torres. Una città realmente metropolitana quando ha questa connessione come strutturale nel proprio impianto. Poi le linee programmatiche trattano i temi più precipui, più precisi, che riguardano l'azione dell'amministrazione comunale, e quindi la divisione, ovvero ciò che riguarda la divisione dei settori dell'amministrazione, quindi lavori pubblici, e quindi il compimento di tutte le opere che noi abbiamo ereditato dall'amministrazione precedente. Ci sono diverse opere perché la fase del PNRR ha dato l'opportunità alle amministrazioni locali di incamerare molti fondi
rilanciare attività dentro le proprie città. Sul PNRR questa amministrazione ha lavorato bene in passato, per cui il nostro segnale politico è di questo tipo: noi non vogliamo complicare la vita alla nostra città, vogliamo portare a compimento le opere e pensare ad altro, c'è bisogno di guardare avanti in città. C'è il tema della pianificazione urbanistica che va riordinata in accordo con Regione Sardegna, che negli anni precedenti è stata una controparte troppo spesso dura nei confronti del Comune di Sassari, quindi c'è da riprendere un lavoro, un rapporto armonico e armonioso con Regione Sardegna, perché anche lì non dobbiamo complicare la vita alla nostra città, ma dobbiamo rendere agile lo strumento urbanistico, che va modificato in alcune parti, ma è, come dire, reso fruibile per chiunque abbia, non solo da parte dei soggetti pubblici, ma anche soggetti privati, abbia l'intenzione di, come dire, lavorare, prospettare cose nuove in città. Il settore del verde ambiente è un altro settore che ha importanza nelle nostre linee programmatiche, sia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, che in questa fase che abbiamo ricevuto, in cui abbiamo ricevuto l'eredità dell'amministrazione precedente, soffre qualche complicazione che stiamo tentando di risolvere, ma, come dire, stiamo lavorando per questo. Io non voglio dare segnali negativi perché la città ha bisogno di altro, fino all'infrastrutturazione in città di un parco urbano, di molto verde, come si dice in termini anche più banali, perché insomma la nostra città, a parte la sua propria vocazione delle valli che vanno riprese e ripensate, c'è bisogno in alcuni luoghi, anche nel centro storico, di avere verde per poter non solo avere un decoro migliore, ma respirare meglio. Il verde non è soltanto un elemento estetico, ha a che fare proprio con la vita biologica in quanto tale. Poi ci sono altri elementi nelle linee programmatiche che attengono alla infrastruttura della mobilità. Abbiamo detto che un nostro obiettivo è iniziare a occuparci del PEBA, cioè del piano dell'eliminazione delle barriere architettoniche, che è un problema annoso in ogni città. In questa lo è ancora di più, visto che l'amministrazione ancora non si è dotata di questo strumento, naturalmente senza la presunzione di voler affermare che, dato lo strumento, le barriere architettoniche saranno eliminate nella nostra città. Non è così. E questo è un lavoro di tanti anni che come dire, riguarda ingentissime fonti economiche e finanziarie per poterlo sostenere. Noi riteniamo che però si possa aggredire il problema agendo piano piano a cerchi concentrici, quindi occupandoci prima dei problemi macroscopici delle barriere architettoniche, fino ad arrivare anche a lavorare nei punti dei quartieri in cui c'è bisogno di rendere la vita delle cittadine e dei cittadini perlomeno più agile, e non dico la più semplice possibile, ma perlomeno più agile di come è adesso. I quartieri sono un tema che è ricorso più volte nelle nostre linee programmatiche, perché è nostra intenzione lavorare per uscire dalla logica del quartiere dormitorio e quindi tentare di avere dentro i quartieri dei servizi, degli impianti sportivi, dove poter avere i punti di socializzazione per i ragazzi e le ragazze. Insomma, fare in modo che il quartiere sia, come dire, connesso con la città, ma sia a sua volta una piccola città. C'è differenza tra il risiedere e l'abitare. Ci sono quartieri dove si risiede ma non si abita. Abitare ha a che fare con una pluralità di servizi che la città di Sassari deve poter offrire. E da questo punto di vista un tema centrale nelle linee programmatiche, ma questo è un tema, perché è un tema centrale nella città di Sassari, è il tema del centro storico e la sua connessione con Predanieda. Da un lato molti ancora a Sassari non sanno che a Predanieda c'è il consorzio e quindi l'amministrazione di Sassari può pianificare alcune cose ma non può agire direttamente dentro le strade, ciò che riguarda il consorzio, perché quello è un ambito che riguarda la Regione Sardegna. Ecco, noi diciamo da molto tempo che c'è bisogno, che con Regione Sardegna è necessario avviare un dialogo per poter addivenire a una conclusione di questa vicenda di commissariamento del consorzio, che è iniziata, la dismissione è iniziata nel 2008, sanare ciò che si deve sanare, riappropriarsi di Predanieda, che è un luogo dove trafficano e passano tutti i giorni migliaia e migliaia di persone, e poiché Predanieda, come abbiamo detto, come dire, inizia dove finisce il centro storico, finisce dove inizia i punti, ai suoi margini ci sono quartieri popolosi, cioè è impensabile non capire
che pretende, guardandolo dall'alto, è dentro la città, e la dialettica negativa che si è instaurata in questi anni tra Predaneda e il centro storico non ha ancora portato frutti positivi, perché è sempre stato visto come un contraltare, come una controparte. Ecco, liberarsi di questi aspetti significa reintegrarla, pensarla dentro la città, darle funzioni proprie, e solo in questo modo il centro potrà riacquistare le proprie funzioni. Un centro che, come sappiamo, ha tantissime difficoltà. Noi l'abbiamo detto in campagna elettorale, di centri storici ce ne sono diversi, la parte ottocentesca è molto diversa dalla parte medievale, ma anche all'interno della parte medievale ci sono grandi differenze, nella parte di Corso Vico non essendo nato e viceversa. Lì la questione si fa più seria, perché il nostro centro ha bisogno di interventi integrati di lunga gettata, quindi di lungo periodo. Noi abbiamo detto, e stiamo già iniziando a costituirla, che Sassari deve dotarsi di un'agenzia per il centro storico, quindi di una unione di settori che lavorino di concerto per trovare soluzioni, e non solo per trovare risoluzione ai problemi che ogni giorno ci sono nel nostro centro storico, ma una unione che possa pensare un nuovo centro storico. L'iniziativa che questi giorni stiamo promuovendo a Forra Iberageri ha anche questo significato. L'aspetto culturale è molto importante dentro il centro storico, ma non dobbiamo nasconderci, sappiamo che la rigenerazione urbana, l'utilizzo del piano dei ruderi che l'amministrazione precedente ci consegna, l'opportunità di usare i piani particolareggiati, che sono strumenti urbanistici ora attuativi, e quindi ora potremo operare in tal senso, ci daranno l'opportunità, in accordo con le altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio, mi riferisco soprattutto all'università, e con i privati che vogliono credere e investire nel centro storico. Tutto questo dovrebbe portare e dovrà portare a una nuova costituzione del centro storico della nostra città, senza la quale è evidente, ma questo lo si dice banalmente, ma è vero, difficilmente ci potrà essere un rilancio della città. Diciamo che il compimento di opere come previste nel PINQUA, che è il piano che riguarda la qualità dell'abitare, il centro intermodale, la risoluzione di quello che noi definiamo ex gazzometro, potranno dare il via a una definitiva riqualificazione del centro. Tutto questo si fa non solo in un mandato, ci vuole molto tempo, perché la pubblica amministrazione ha tempi diversi rispetto a quelli privati, però noi ci siamo candidati per agire in tal senso, con tranquillità, senza presunzione e senza avere l'ardire di poter affermare che nel giro di 5 anni si possa, modificare tutta Sassari. Va da sé però che c'è bisogno dell'aiuto di tutte le istituzioni presenti, soprintendenza, università, Camera di Commercio, Confesercenti, per fare che cosa? Per cambiare Sassari, altrimenti non si cambia mai nulla in questa città. Bene, voglio adesso chiederle di entrare un po' nello specifico dell'ambito culturale, dal momento che insomma le due grandi branche festive, possiamo dirle così, della cavalcata sarda e dei candelieri forse sono i momenti più attrattivi, e anche insomma sono proprio gli attrattori stessi, no? Anche turistici per la città. Ma attraverso magari questi due veicoli vedere se c'è qualcos'altro di pensabile o appunto a cui avete pensato voi come amministrazione e lei stesso ovviamente. Sì, ci sono due grandi dorsali su cui si deve agire in questa città, e anche qui non partiamo da zero, riceviamo anche delle eredità che devono anche essere portate a compimento e su cui si può innervare un discorso positivo. La prima dorsale riguarda ciò che attiene all'ambito pubblico. Allora questa città ha bisogno di mettere a sistema, che vuol dire far stare insieme, in un modo tale che tutto si regga insieme, una rete di luoghi che sono preposti alla formazione, al rilancio e alla esposizione della cultura. Noi abbiamo l'università, abbiamo l'accademia, abbiamo conservatori. Il conservatorio e l'accademia, che fanno parte del sistema AFAM, in questi anni hanno avuto, traiettorie differenti nella programmazione, dell'ente locale. Devono essere riportate a una univoca intenzione
il conservatorio deve riprendere ad avere con l'amministrazione un dialogo vero. Ci sono state delle parentesi positive come la scuola civica di musica, ma non basta. Io mi riferisco al poter utilizzare il nostro teatro comunale in modo pieno. Attualmente c'è una convenzione con l'ente Maria Luisa De Carlos che per la nostra città e tutto il territorio si occupa di una parte molto importante. Anche quell'ambito va saputo rilanciare, va sostenuto, va pensata una correlazione con tutti gli enti presenti nel territorio, in primo luogo il conservatorio, perché l'una espone, l'altra fa formazione e quindi si deve lavorare di concerto, se così vi passa la metafora, che in questo caso è più pertinente che in altri contesti. Sì, sì. Ci sono gli istituti che l'amministrazione deve poter mettere in correlazione con la città e il territorio. Oltre a ciò che riguarda l'amministrazione regionale, quindi mi riferisco al sistema dei musei, alla Pinacoteca, mi riferisco all'opportunità di risolvere innanzitutto lo spazio espositivo dell'ex Carmelo e avere con il Tavolara l'opportunità di poter utilizzare un luogo che possa essere per il Nord Sardegna il luogo dell'esposizione dell'arte, del design e comunque della tradizione e delle esperienze contemporanee dell'arte. Il Tavolare è stato aperto anni fa, ma non cammina con le proprie gambe, il che significa che c'è bisogno di un sostegno dell'amministrazione enorme. Noi pensiamo di mettere in dialogo diverse istituzioni per poter fare in modo che il Tavolara possa programmare, avere una programmazione di 3-4 anni e, come dire, sostenersi da solo. Riuscendo con Regione e Provincia a ragionare sul Carmelo, potremo avere un luogo espositivo che Sassari attende da tanto tempo. Quando è stato aperto il Carmelo è stato aperto per alcune iniziative che sono state di per sé accidentali, perché ha dei costi enormi. Dobbiamo fare in modo che si sostenga. Nella rete dei musei naturalmente dobbiamo riuscire a mettere a frutto la correlazione che c'è tra il nostro Museo Sanna, che non è del comune, il Museo Sanna rappresenta lo Stato, e il centro di restauro che noi abbiamo a Lipunti. È impensabile che queste due strutture non possano correlarsi, dialogare. Certo, se il centro di restauro fosse al centro di Sassari vicino al museo sarebbe una grande cosa, però lavoriamo con quello che c'è, proviamo a metterli in correlazione, a fare in modo che anche il centro di restauro, dove ci sono studiosi e studiose di grande levatura che fanno tantissimo, possano avere la possibilità di esporre il loro lavoro. L'altra dorsale, e poi faccio un riferimento a un'altra cosa istituzionale, l'altra dorsale è l'enorme patrimonio associativo, l'enorme patrimonio di operatori culturali presenti in città. E Sassari ancora non ha un regolamento per i contributi, il legislatore ci ha detto chiaramente da anni che gli enti locali devono dotarsi di un regolamento specifico. Abbiamo un mondo dell'impresa culturale che aspetta di avere delle regole certe e noi dobbiamo farlo perché Sassari è molto viva da questo punto di vista. Oggi anche organizzare un piccolo concerto in una piazza è molto complicato. L'amministrazione deve pensare un regolamento e deve capire come mettere a disposizione i propri luoghi e le proprie piazze, i propri luoghi espositivi. Un riferimento particolare lo facciamo alle nostre due feste che citavi in domanda. Allora, da un lato la cavalcata è una grandissima iniziativa che ci vede coinvolti anche con una risorsa economica ingente. È un'occasione che dà rilievo alla città di Sassari su tantissimi fronti, è un'occasione che viene, rilanciata e conosciuta non solo sul piano nazionale, va messa in correlazione col nostro sistema produttivo, col sistema ricettivo, quindi mai pensare a iniziative del genere senza un vero coinvolgimento delle attività produttive, della Camera di Commercio, cioè di tutto il sistema che rende possibile questa iniziativa, perché non è possibile soltanto con la forza del Comune di Sassari. Camera, Commercio sono i soggetti che con noi lavorano a quell'iniziativa. La Farada ha per noi un significato diverso, più pregnante, ha a che fare con la nostra città, dice di questa città come nessun altro aspetto di questa città. Noi abbiamo iniziato a lavorare con i gremi facendoci portatori di una presenza costante nei loro confronti
negli anni, come dire, un po' si confonde la Faradda in quanto tale con i gremi. È vero? I gremi hanno una loro importanza da cui discende la Faradda. Noi abbiamo ripreso a chiamarla Faradda perché, come accade in tutte le altre parti d'Europa, la festa è stata chiamata così dai sassaresi e così deve essere chiamata, È vero. e quindi è giusto che sia chiamata Faradda. I gremi vanno aiutati nell'avere dei luoghi certi di esposizione e quindi dobbiamo con fatica trovare una soluzione per le sedi, pensare in relazione alle sedi dei gremi un circuito dentro il centro storico che sia fattivo, reale, e in questo aggiungo lavorare anche con la diocesi per la ripresa e la ricostituzione di una rigenerazione urbana attorno alle parrocchie. Le città antiche si sono edificate tra parrocchie e piazze, parrocchia e piazza. È impensabile di poter riprendere il centro storico senza lavorare con la diocesi per la ripresa delle parrocchie. Si riprende così il centro storico, e quindi il discorso dei gremi passa attraverso, perché il gremio interpreta la diagonale che passa tra il municipio, cioè l'attività del comune, con la diocesi, e ne sono in qualche modo i portatori, sono ciò che esprimono questa diagonale nel corso del tempo. La Faradda è un luogo complicatissimo, è una festa talmente bella che è, come dire, è tanto bella quanto complicata, però è l'occasione per poter fare in modo che Sassari si esprima per quello che in realtà può valere. Nel corso degli anni alcune cose non sono andate bene, ma da un lato ogni festa è sottoposta a una secolarizzazione, dall'altro le regole si fanno sempre più complicate, ma io credo che nel tessuto umano, civile, religioso dei gremi ci sia tutta la sostanza, come dire, per poter riprendere alcuni elementi, rilanciarli e farla diventare quello per cui un vero sassarese o un sassarese dovrebbe viverla questa festa, cioè come il momento in cui la città dice di essere se stessa. Quindi sulla Faradda noi ci impegneremo molto, ecco, si può dire così. Bene, credo che insomma possiamo terminare qua, quindi la ringrazio per questa Grazie a voi. opportunità e per questo dialogo, e come avete visto, amici della Gazzetta Sarda, c'è questo grande momento dove tutti insieme, sia dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche religioso, perché come avete appunto sentito ha toccato il signor Sindaco questi temi e poi anche tutti gli altri temi, per cui insomma anche voi fate la vostra parte, telespettatori, amici della Gazzetta Sarda, per dialogare insieme con le amministrazioni e anche con noi della stampa. Grazie ancora al Grazie a voi, sindaco di grazie a voi Sassari, davvero. Giuseppe Mascia, e vi rimandiamo un altro appuntamento.